Un caro saluto al pubblico di Telefriuli, bentrovate e bentrovati all'appuntamento come ogni domenica con lo sguardo dell'anima. Scoprire e coltivare la propria vocazione per vivere una vita piena che porti a una significativa realizzazione di sé. E questo è il sogno di ognuno di noi, ma la strada per arrivarci è abbastanza complicata, spesso addirittura difficile da percorrere. Ebbene, domenica 25 aprile la Chiesa celebra la giornata di preghiera per le vocazioni, un momento importante da vivere come comunità che desidera crescere insieme, coltivando e arricchendosi dei talenti che ognuno può scoprire, riconoscere e mettere a frutto proprio per il benessere di tutti. Questo dunque è il tema che andremo ad affrontare oggi. Allora, parlando di talenti, come non ricordarci che manca qualcuno, Don Daniele Antonello. Don Daniele, ci sei? Dove sei? Anna, ciao! Guarda, ti stavo aspettando dentro. Dentro? Ma sì. Allora arrivo. Senti, sai, hai parlato di vocazione, di chiamata, però volevo dirti qualcosa di molto importante, Ti sei dimenticata di chiedermi dove siamo? È un'emozione così grande arrivare in questo posto che mi è passata di mente. Dove siamo, Don Daniele? Mamma mia, siamo in un posto bellissimo. Davvero? E che soprattutto ci dice della storia anche della nostra chiesa locale. In particolare dico soltanto un termine, abbazia. Allora abbiamo già capito tutto. Dai, allora ti svelo dove siamo. Siamo in Abbazia di Rosazzo, ma aspettami qui, Anna, perché abbiamo con noi Don Francesco Ferrigutti, che è il viceparroco della collaborazione pastorale di Manzano e insieme anche animatore vocazionale della nostra diocesi insieme con Don Simone Ballo. Ciao Don Francesco. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, noi siamo venuti qui in Abbazia Rosazzo perché in presbiterio ci sono degli affreschi che ci parlano proprio di chiamata, cioè di vocazione. Che cosa ci dici, Don Francesco? Allora sì, possiamo notare sulla destra un affresco risalente al 1530, autore Francesco Torbido, dove vediamo raffigurata la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù, un evento centrale nel Vangelo, nei Vangeli, dove Gesù sul lago di Tiberiade chiama e sceglie in maniera particolare, in maniera decisa, i suoi primi discepoli, i suoi testimoni. Mentre dall'altro lato abbiamo un'altra storia di vocazione. Sì, certo, sempre un affresco di Francesco Torbido che raffigura la chiamata di Pietro e Andrea, mentre, come appunto racconta il Vangelo, lasciano le reti e seguono Gesù. È sempre un'emozione davvero ritornare qui in Abbazia Rosazzo, ma adesso abbiamo la clip di Giovanni Lesa e tra poco Anna. La quarta domenica di Pasqua la Chiesa celebra la giornata di preghiera per le vocazioni. Parlare di vocazione non significa riferirsi soltanto ai giovani che desiderano diventare sacerdoti. La vocazione infatti appartiene a ogni cristiano. Con il battesimo ciascuno, uomo e donna, riceve una missione a donare la propria vita secondo le caratteristiche che più sono proprie. Non a caso, la parola vocazione significa proprio chiamata. La Chiesa riconosce alcune vocazioni del tutto speciali, che coinvolgono tutta la vita. Il sacerdozio, appunto, ma anche la vita consacrata, maschile o femminile, e il matrimonio. 3 forme in cui viene pronunciato un sì per sempre, che, tuttavia, viene pronunciato sempre meno spesso. Se guardiamo al solo territorio dell'Arcidiocesi di Udine, scopriamo che sono pochi i giovani che scelgono la via del sacerdozio. Lungo i 7 anni di formazione in seminario, ci sono 20 giovani per l'Arcidiocesi di Udine in discernimento, 14 dei quali sono friulani. Sono pochissimi, inoltre, quelli, maschi e femmine, che abbracciano la vita religiosa. Non più di una ragazza ogni anno in media abbraccia i percorsi per diventare suora. Poche anche le vocazioni nel mondo religioso maschile. Anche il matrimonio cristiano viene scelto ormai da una minoranza di coppie. Nell'ex provincia di Udine solo il 29,3% delle coppie sceglie di presentarsi all'altare. Il restante 70% si sposa in comune, ma moltissimi scelgono la via della convivenza. L'Arcidiocesi di Udine propone alcune iniziative per aiutare i più giovani a scegliere, o meglio, a discernere la chiamata per la propria vita. Parliamo dei gruppi Caire e Tabor, rispettivamente dedicati a ragazze e ragazzi, ma anche all'iniziativa del Monastero Invisibile,
in cui tutti, anche anziani e malati, possono far parte di una rete di preghiera invisibile per stare vicino a chi è in procinto di dire quel sì così impegnativo. Grazie come sempre al nostro Giovanni Lesa. Dunque, come avete visto dalla clip, sono tante le vocazioni per cui si prega in questa giornata, ma naturalmente la Chiesa guarda in modo particolare alla vocazione al sacerdozio. E allora insieme a noi oggi c'è un giovane prete, Don Michele Frappa. Don Michele, buongiorno e benvenuto allo Sguardo dell'Anima. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Dunque, tu sei prete da pochissimo, dallo scorso settembre, ma il tuo percorso chiaramente è iniziato molto tempo prima. Ecco, come hai scoperto che la tua strada ti conduceva, ti avrebbe condotto verso il sacerdozio? Una scoperta che occorre tempo, voglia di mettersi in ascolto del Signore che continuamente chiama anche oggi, e mettersi in ascolto attraverso la preghiera, cioè il parlare con il Signore, e attraverso le persone che il Signore ti mette accanto per veramente capire a che felicità il Signore ti chiama, e perché il Signore vuole da noi la felicità più piena, e quindi mettersi in ascolto per sentire veramente il desiderio nel cuore per rispondere a questa chiamata importante del Signore. Ecco, molto importante ricordare questa felicità piena a cui siamo chiamati. Dicevi della scoperta delle persone che hai accanto, però anche quello verso il sacerdozio è un percorso non semplicissimo che prepara a una scelta del tutto singolare. Ecco, anche durante questo percorso, chi ti ha aiutato nelle diverse fasi di questo cammino? Per prima cosa è la famiglia, dove si cresce e dove veramente matura un po', e dove è maturata la mia vocazione. E la famiglia, subito dopo c'è la comunità parrocchiale, che è un grembo fertile di vocazioni, dove lì il Signore ti mette accanto figure tra sacerdoti e anche persone laiche che si spendono in parrocchia, che ti aiutano a discernere veramente quello che il Signore vuole da te. Quindi mettersi in ascolto di tutte queste realtà qui, per rispondere in pienezza a questa chiamata del Signore. Quindi la famiglia, i sacerdoti e la comunità parrocchiale. Ecco, tutti tasselli molto importanti che sono attorno alla persona che sente questa vocazione, però tra gli adulti molto spesso parlare di sacerdozio per i propri figli e per i propri ragazzi è molto spesso un tabù. Perché invece è importante presentare anche questa strada? È importante perché è la ricerca della felicità, e la ricerca della felicità bisogna lasciare campo ampio. In famiglia non si parla di quello perché è un timore, è una paura a vedere il proprio figlio privato magari di una felicità che invece è quella che lui cerca e quella che lui desidera, e quindi aiutare in questo per rispondere pienamente a questa vocazione. Quindi il parlare in famiglia di tutte le vocazioni, privilegiando anche questa, perché è una risposta piena veramente a una felicità che il Signore desidera e vuole da noi. Davvero grazie per questo sguardo che ci hai regalato su questa realtà che incontriamo anche nella vita di tante persone, magari va aiutata e coltivata. Ma Don Daniele, dove sei? Hai anche tu, se non sbaglio, un ospite con cui parlare di vocazione. Grazie Anna, siamo qui insieme a Tiziana Scaccabarozzi che rappresenta tutto l'universo e il mondo femminile all'interno della Chiesa, e siamo in un luogo davvero speciale perché siamo nel terrazzo dell'abbazia di Rosazzo, dove si intravedono tutte le colline dei Colli Orientali. Ciao Tiziana, benvenuta. Buongiorno e buona domenica a voi. Allora, parliamo di universo femminile, appunto, di consacrazione femminile, e qui di solito vengono in testa le suore, no? Abitualmente, ma anche te in realtà hai una forma particolare di consacrazione, e cioè? Sì, io appartengo ad un istituto secolare che si chiama Piccole Apostole della Carità, ed è vero che vengono in mente le suore inizialmente perché si distinguono, si vedono, sono visibili con un abito, mentre i membri degli istituti secolari come il mio non hanno un abito che li distingue dagli altri, appartengono al mondo e partecipano alla vita attiva con il lavoro, stando in famiglia, nel mio caso anche in un gruppo fraterno, una comunità, e cercano di portare l'annuncio del Vangelo, Gesù Cristo, nella vita di tutti i giorni con la loro testimonianza. Ecco, ma che vita si prospetta in generale per una ragazza che sceglie di dire il proprio sì al Signore?
È una vita interessante, Immagino. una vita, intanto di comunione col Signore, perché Lui ci chiama a stare con Lui, poi una vita di servizio, una vita di missione verso i fratelli. Nell'ultima cena con i Suoi amici, con i Suoi discepoli, Gesù ci dice, si mette ai piedi degli apostoli, lava i loro piedi e dice: come io, così fate anche voi. Poi una vita di fedeltà, una vita di amore innanzitutto, di presenza del Signore, e una vita di gioia, quella proprio di appartenere a Lui. Poi ci possono essere le tempeste, le tribolazioni, ma c'è il sereno dentro. Direi che qui ci sta proprio il bello dell'essere consacrata totalmente al Signore e poi ai fratelli e alle sorelle che incontri nella tua vita. Sì, la bellezza è di vivere i consigli evangelici, castità, povertà e obbedienza, e aspettandoti sorprese continue dal Signore. Questa è la bellezza, non ti lascia tranquilla, ma ti fa vivere delle esperienze uniche che senza di Lui probabilmente non potremmo vivere. È la felicità, ecco. Anche perché te sei lombarda, ti sarei mai aspettata di venire qui in Friuli? Ecco, di incontrare questo panorama e queste persone molto belle, no? È quindi una sorpresa dietro l'altra. Decisamente. A proposito di vocazioni, c'è anche una proposta diocesana che ha a che fare con le ragazze che magari si stanno interrogando su quale può essere la propria vocazione, il gruppo Caire. Ce ne parli un attimo? Sì, il gruppo Caire è appunto un'esperienza, un cammino vocazionale aperto a giovani, a ragazze delle superiori, ma anche universitari o giovani lavoratrici. È un'esperienza semplice che ha pochi ma buoni ingredienti. Innanzitutto l'invito Caire, rallegrati Maria, dice l'angelo Gabriele a Maria, è così per noi, per ogni ragazza che viene, un momento di preghiera che poi viene modulato in base all'approfondimento del tema che si propone. C'è un tema di riflessione, uno spazio di silenzio, ci sono delle domande che vengono proposte alle ragazze che aiutano appunto a fare discernimento dentro di loro, e anche un'esperienza bella di testimonianza, di incontro, di amicizia, di testimonianza anche di giovani donne consacrate appartenenti a degli istituti proprio della diocesi di Udine. In una frase, cosa diresti ad una ragazza che ci sta ascoltando e che magari si sta anche interrogando però non ha trovato tutte queste opportunità? Vieni al gruppo Caire e Gesù ha una parola per te che ti rende luminosa, e la luce non si può trattenere ma va diffusa. Grazie davvero a Tiziana Scaccabarozzi dell'Istituto Secolare delle Piccole Apostole. Noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo tra poco qui allo Sguardo dell'Anima. L'abbazia di Rosazzo domina i colli orientali del Friuli, sorgendo sulle alture che sormontano un crocevia di strade che un tempo godevano di una notevole importanza strategica. La vista che si gode dall'abbazia nelle giornate di bel tempo è davvero incomparabile. Dal Belvedere si ammira tutto il paesaggio circostante che spazia dalla Slovenia, con i monti che furono teatro della Prima Guerra Mondiale, fino al Golfo di Trieste. Dal Belvedere, non di rado, si riesce a scorgere addirittura il campanile di Aquileia. La millenaria abbazia, le cui origini non sono ancora del tutto chiare, ha rappresentato in passato, soprattutto grazie alla sua posizione geografica, il punto di connessione fra Occidente e Oriente, ove lingue e culture diverse possono incontrarsi e dialogare. Le sue origini sono piuttosto controverse, ma la tradizione vuole che nell'anno 800 l'eremita Alemanno si insediasse in questi luoghi solitari per trovare la pace dell'anima. Qui Alemanno costruì un modesto oratorio ed una cella. Questa atmosfera di serena spiritualità attirò un numero sempre maggiore di fedeli. Le celle si moltiplicarono, tanto che il piccolo oratorio diventò un monastero alla cui guida vennero chiamati i canonici di Sant'Agostino. Le genti che abitavano la zona circostante contribuirono allo sviluppo del monastero fino all'edificazione della chiesa dedicata a San Pietro Apostolo, attorno al 1070. Circa 30 anni dopo, verso l'anno 1100, il monastero venne elevato al rango di abbazia grazie al patriarca Voldorico. Nello stesso periodo a Rosazzo arrivarono i monaci benedettini. Solo che tutto questo fermento spirituale si spense nel corso dei secoli, perché Rosazzo visse un periodo di declino, di incendi, di saccheggi, che ridusse in rovina il comprensorio dell'abbazia.
Con la nascita dell'arcidiocesi di Udine nel 1751, l'arcivescovo di Udine divenne anche abate di Rosazzo. Quello dei vescovi udinesi è sempre stato un rapporto molto stretto con Rosazzo. Nel 1823 l'allora arcivescovo Emanuele Lodi trasformò l'abbazia in residenza estiva dei vescovi udinesi. L'arcivescovo di Udine venne inoltre insignito del titolo nobiliare di Marchese di Rosazzo. A Monsignor Alfredo Battisti, arcivescovo di Udine fino al 2000, si deve la rinascita più recente dell'abbazia di Rosazzo. Fu suo l'interessamento per includere l'edificio nelle opere da ripristinare dopo il terremoto del 1976. Oggi il Monastero delle Rose opera come centro spirituale, centro di cultura, punto d'incontro umanistico e sociale, luogo in cui si organizzano convegni e seminari, mostre e dibattiti. Eccoci di nuovo in trasmissione, abbiamo parlato di vocazioni, naturalmente oltre a quella al sacerdozio c'è anche la vocazione al matrimonio. Allora adesso ascoltiamo una testimonianza di due prossimi sposi, sono Cristiana Turco e Luciano Dalla Riva. Ciao, sono Luciano, ho 31 anni e vengo dal Trentino. Io sono Cristiana, ho 28 anni e vengo da Udine. Ci conosciamo e stiamo insieme da più di 3 anni e ci sposiamo il prossimo 22 maggio. Se tutto va bene. Cristiana e Luciano. Una delle cause del calo dei matrimoni è il timore o l'anacronismo di un legame che si instaura per tutta la vita. Cosa c'è di bello, invece, nell'accogliersi per sempre? È vero, e adesso purtroppo si vive una grande crisi a livello di matrimoni perché la parola per sempre fa paura ed è uno dei temi anche che abbiamo affrontato nella preparazione al matrimonio. Il bello di accogliersi per tutta la vita è sapere che sei una cosa sola con il tuo sposo o la tua sposa e che per tutta la vita sai che non sarai più solo, che tutte le prove, le difficoltà che troverai di fronte le condividerai e le supererai con la persona che hai accanto. Tutte le gioie le vivrai con la persona che è diventato il tuo sposo o la tua sposa. Questo è, credo, una delle forze più grandi che ci stanno muovendo proprio a sposarci. Non si ragiona più come singolo, ma chiaramente in coppia e quindi qualsiasi difficoltà, gioia, si cerca di viverla insieme, sempre con la parola chiave del raccontarsi tutto, non dirsi le cose a caso, insomma, Sì. quindi raccontarci proprio qualsiasi cosa, l'importante è risolverla. Esattamente, è proprio come essere, anche se sei in due posti diversi, il cuore e la vita diventa una e si sa che non si è più soli. Molti evitano il matrimonio perché semplicemente non ci credono. In cosa crede chi si sposa e si sposa in chiesa? Chi si sposa crede nel valore della famiglia, secondo me, quindi conoscere una persona, stare insieme a una persona per chiaramente creare una famiglia, dei figli, un valore chiaramente anche in questo caso cristiano col matrimonio religioso. Questo è il credere. Chi si sposa crede, vuole rimanere con quella persona per sempre, crede nella famiglia per sempre, nell'accudire i propri figli. Io credo questo almeno. Sì, e soprattutto la scelta di un matrimonio cristiano è proprio legata al fatto che riconosciamo che il nostro amore è un dono di Dio e che vogliamo e desideriamo consacrarlo davanti a Dio. Anche la pandemia ci ha messo del suo per scoraggiare la scelta del matrimonio. Voi però vi sposerete lo stesso. Perché? Non abbiamo deciso di rimandare, questo perché la data che ci sposiamo, quindi il 22 maggio, è una data abbastanza importante per noi, il giorno di Santa Rita, che è diciamo un po' il santo che ci lega come coppia. E quindi non volevamo cambiare data e non volevamo cambiare anno, anche perché volevamo fare anche un po' andare contro tutti quanti e contro anche questo coronavirus e insomma è vero che
ci saranno delle restrizioni, probabilmente non potremo invitare tutti quelli che vogliamo, però non ha neanche senso rimandare, cioè una coppia è pronta e deve essere pronta. Sì, diciamo che crediamo anche che il nostro matrimonio, celebrato appunto, come diceva lui, in una data per noi molto importante, è anche un segno di speranza. La cosa che a noi interessa e che un po' dà il senso anche a ciò che abbiamo detto prima, è proprio che noi desideriamo sposarci di fronte a Dio. E tutto ciò che verrà dopo, un'eventuale festa o meno, è tutto un più. Un più sicuramente molto bello e sicuramente un ricordo che sarà stupendo per noi, ma anche se non lo vediamo in quel giorno non è importante. La cosa che ci preme è proprio è presentarci davanti a Dio e dire il nostro sì. Bentornati allo Sguardo dell'Anima. In questa domenica stiamo parlando di vocazione e allora è bello poter ritrovare Don Francesco Ferrigutti per parlare ancora proprio di chiamata che il Signore fa. Abbiamo parlato prima con Tiziana dell'aspetto femminile, ma invece quali iniziative la diocesi propone per i ragazzi? Per i ragazzi dai 16 anni in su fino ai 25 propone il gruppo Tabor, un gruppo che si ritrova mensilmente con la presenza di alcuni sacerdoti, di alcuni seminaristi per seguire questi ragazzi che decidono di intraprendere questo percorso di discernimento. Ci sono anche delle iniziative riguardanti gli adulti, se non ricordo male. Sì, per gli adulti c'è la proposta del monastero invisibile, dove uno si iscrive e decide di dedicare un'ora al giorno, un'ora alla settimana, proprio per la preghiera per le vocazioni. Grazie dunque a Don Francesco Ferrigutti. Adesso richiamiamo la nostra Anna per i saluti conclusivi. Don Daniele, hai ragione, siamo praticamente alla fine, alla conclusione anche oggi. Eh sì, è stata davvero una bella puntata, soprattutto in questo luogo speciale della nostra diocesi. Una cornice veramente bellissima con questi colli che ci abbracciano in questa domenica di sole. Bene, a questo punto noi siamo arrivati al termine, vi auguriamo una buona domenica, c'è la Santa Messa, sai che qui si fa del buon vino anche. E quindi una messa ancora migliore. Esatto, vi diamo appuntamento a domenica prossima, buona domenica. Buona domenica.